Dopo l'approvazione della legge sulle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, la stessa norma prevede che una volta entrata in vigore, quindi questo è avvenuto nel 12 novembre 2020, ci fossero 90 giorni di tempo perché si potessero stabilire alcuni criteri riguardanti la cessione di energia elettrica che i concessionari sono obbligati a lasciare per i territori in cui esistono le grandi derivazioni. Oppure c'è la possibilità di monetizzare, quindi prevedere di fatto un pagamento di questi kilowatt. Allora, siccome io capisco, Assessore, i termini non sono perentori, però li avete scritti voi, non li abbiamo scritti noi, ci siamo presi degli impegni. Io vi avevo fatto un ordine del giorno già a luglio dove vi chiedevo ovviamente di approvare quanto prima questo regolamento, perché qui non stiamo neanche parlando tanto di tutta la legge sulle grandi derivazioni, quello che avverrà con i bandi e il resto, è esattamente una previsione di prendere soldi che in questo momento rimangono nelle casse dei concessionari e che sono obbligati a darli alla nostra regione. Io non capisco cosa stiamo ancora aspettando. Sono 2 anni che è stata approvata la legge nazionale, noi abbiamo già perso 2 anni di milioni di euro che dovrebbero essere destinati ai nostri territori. 2 anni. Allora, siccome c'è stata, e abbiamo visto dalla stampa praticamente, ma ovviamente anche con interlocuzioni con i sindaci stessi, e lei sa che su questo tema si sono mossi 55 sindaci che ovviamente una parte abbiamo anche ospitato e incontrato nei giorni dell'approvazione della legge. Le hanno mandato una prima missiva il 18 dicembre, a quanto pare, una seconda il 19 gennaio. Ad oggi ci risulta che ancora non siano state riscontrate queste informazioni. Allora noi chiediamo come mai non ci sia stato ovviamente questo riscontro a 55 istituzioni della nostra regione e ovviamente quelli che sono i tempi del cronoprogramma che intende rispettare la Giunta su questo tema. Grazie. Grazie, prego Assessore. Presidente, come ha anticipato il consigliere Sergo, il termine di 90 giorni previsto dalla legge 2120 non è perentorio. La Direzione Regionale dell'Ambiente ed Energia, insieme al sottoscritto, si sono impegnati ad elaborare una proposta di modifica del testo di legge, concordando i contenuti con il Mise, al fine di evitare l'impugnatura della norma del Governo. Queste modifiche saranno inserite nella prossima legge ambientale denominata FV Green, che è in fase di redazione. Anche il motivo per cui abbiamo fatto con un leggero ritardo, siamo entrati in aula ad approvare questa legge, poi all'unanimità, e ringrazio il Consiglio, perché abbiamo fatto tesoro dei ricorsi che hanno fatto gli altri. E difatti la nostra legge, che è inviata il 29 del 12 e a seguito delle attività citate del Governo, non ha impugnato la norma in oggetto, quindi è un successo. Quindi è stato vanificato lo sforzo normativo e concertativo della direzione e di tutto, come dicevo, il Consiglio regionale, che ha votato, ripeto, tutti insieme all'unanimità. Il 27 gennaio, con la lettera al Presidente del Consiglio di Autonomie Locali, ho comunicato le premesse sopraesposte. In questa stessa nota sono stati richiamati gli accordi intercorsi nella seduta del CAL del 15 settembre 2020, ovvero noi abbiamo chiesto di indicare un gruppo ristretto di sindaci, massimo 5, che possa affiancare il sottoscritto e gli uffici per la stesura dei provvedimenti amministrativi attuativi delle norme dell'argomento, in primis il regolamento fornitura energia elettrica gratuita, che seguiranno il successivo iter di legge. Quindi io mi sono rivolto a tutti i sindaci, non una parte soltanto, che probabilmente non hanno capito questo iter o non lo sapevano, o c'è stato un cortocircuito informativo con il CAL, non lo so, però noi con il CAL abbiamo l'interlocuzione, che è quella istituzionale, e aspettiamo il nominativo dei 5 sindaci. È ovvio che il regolamento va nell'interesse dei sindaci, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo tutti condiviso. Quindi li voglio rassicurare, i sindaci, il consigliere del territorio. Va ribadito che i contenuti sub judice non sono quelli di indirizzo politico come l'erogazione di energia elettrica, quindi non si discute affatto che ci possa essere in pericolo, e sia sub judice appunto,
l'erogazione di energia elettrica gratuita. Non si discute di questo, non si perde nulla. Il canone di concessione non si perde nulla, come non si mette in dubbio la costituzione della società energetica regionale. Quindi noi stiamo lavorando su tutto questo, lavoriamo anche su altro. Non è argomento di questa interrogazione, ma noi convocheremo per esempio la società delle dighe, perché anche se non è ancora entrata in pancia la Regione, sappiamo che sono, per usare una ripetizione, mal di pancia da parte dei guardadighe, e su sollecitazione di vari consiglieri regionali, tra cui uno ce l'ho qui davanti, noi chiameremo, pur non essendo nostra competenza diretta ma del MIT, la società per andare a tutelare anche i guardiadighe che in futuro entreranno nelle società regionali di appunto energia. Grazie. Prego Sergo. Sì, io ringrazio l'assessore, prendo atto che non mi ha risposto, perché l'assessore non mi ha detto perché non avete riscontrato le missive di 55 sindaci, firmate e mandate via PEC alla Regione. Lei continua a sostenere che ovviamente ha avviato un percorso parallelo con il CAL, poteva già rispondere alla prima missiva di dicembre a chi le ha scritto di fare questo incontro, che si rivolgono al CAL. Però quello che io non capisco, assessore, e glielo dico tranquillamente, senza alcuna polemica, perché poi non è questo l'intento, ma il percorso con il CAL se l'ha inventato lei. Perché la legge dice che devono essere sentiti i comuni interessati, tutti, e le comunità di montagna, non il CAL. Perché se la legge diceva deve essere sentito il CAL, io potevo dirle ha ragione, sta facendo quello che... La legge dice un'altra cosa. Ok? Quindi quello che vi siete inventati a settembre, prima ancora dell'approvazione della legge, perché altrimenti quello che abbiamo votato qua dentro non serve a niente. Lei addirittura a Fratelli d'Italia, che sul tema si è svegliata, visto che ha avuto anche per 5 anni un assessore e non ha mai toccato niente del problema, benissimo, ha detto che la bozza del regolamento attuativo è già pronta. Allora lei non ha neanche i 5 sindaci di riferimento del CAL, però la bozza è già pronta. Grazie. Allora, no, ma non è un dibattito, voglio dire, non è un dibattito. è chiaro che... Chiuda Sergo, perché deve solo dire se è soddisfatto o non è soddisfatto. Siamo sempre alle solite, la preoccupazione è capire chi sta scrivendo quelle bozze. Va bene, grazie. Grazie, Presidente. Grazie.